Bosnia un movimento popolare chiede giustizia per 2 giovani morti dopo il loro arresto da parte della polizia. Il giurista Sabino Cassese analizza il ruolo storico della Corte internazionale per i crimini di guerra commessi nella ex Jugoslavia. Il discusso scrittore russo Prilepin racconta la sua esperienza di volontario nella guerra del Donbass. Nell'Adriatico croato è stato avvistato un branco di delfini comuni, specie che in questo mare si credeva estinta. Un giovane avvocato di Verbania ha inventato un'app per aiutare gli stranieri ad ottenere la cittadinanza italiana. Il Giulio Regeni della Bosnia-Erzegovina si chiama David Dragicevic, un ragazzo di 21 anni scomparso la notte fra il 17 e il 18 marzo a Banja Luka e ritrovato cadavere 6 giorni dopo in un torrente. Il padre non crede alla versione delle autorità secondo cui David sarebbe morto annegato e da quel giorno manifesta in piazza Krajina, nel centro del capoluogo dell'entità serba di Bosnia, chiedendo giustizia per il figlio. Istitucije državne. Me l'ha ucciso lo Stato. Il Ministero degli Interni, la Procura, il Presidente della Repubblica, sono tutti coinvolti. Hanno rapito il mio David, lo hanno tenuto per 6 giorni, lo hanno torturato e alla fine lo hanno ucciso e buttato in un canale. Veterano dell'esercito serbo-bosniaco, ferito nella guerra degli anni 90 e oggi cameriere, ogni sera alle 6 Davor Dragicevic prende il microfono e si rivolge al figlio davanti a centinaia di persone che lo sostengono. Figlio mio, cosa ti hanno fatto? Poi calpesta le immagini di coloro che ritiene responsabili della sua morte. Ci sono il capo della polizia, il ministro dell'interno, i procuratori che accusa di aver insabbiato le indagini. Alla fine si rivolge loro ricordando la promessa fatta sulla tomba del figlio, di andare fino in fondo. Idemo do kraja, Davide! In un paese raramente attraversato da proteste di piazza, la solitaria lotta di Davor Dragicevic ha toccato un nervo scoperto, arrivando a coinvolgere decine di migliaia di persone. I primi a reagire alla versione ufficiale secondo cui David era un ladro, drogato e caduto da solo nel fiume, erano stati i suoi amici. Znala sam da to ne može biti on. Sapevo che non poteva essere lui quello di cui parlavano nella conferenza stampa perché io lo conoscevo, sapevo cosa faceva, che non faceva uso di droghe, sapevo che non era possibile, sapevo che stavano mentendo. Jednostavno je to nemoguće. David era uno studente alla facoltà di elettrotecnica, ma era anche un artista. Una sua canzone sulle difficoltà di crescere a Banja Luka è diventata l'inno delle proteste. Nel lungo dopoguerra bosniaco, il movimento Giustizia per David ha superato le barriere etniche, collegandosi a proteste analoghe nella parte del paese a maggioranza croata e musulmana, come quella di Muris Memic, padre di Jenan, un giovane morto a Sarajevo in circostanze oscure, facendo emergere la distanza tra i cittadini e un potere che si legittima con il nazionalismo, ma che molti ritengono corrotto. Opinione comune tra i manifestanti è che giovani come David siano morti perché avevano visto cose che non dovevano vedere. Quello che noi sappiamo e di cui siamo testimoni diretti ed è il motivo per cui protestiamo è che le istituzioni tengono segrete le circostanze di questo omicidio, nascondono le prove, dichiarano il falso. In un anno di elezioni, in Bosnia-Erzegovina, anche solo parlare delle proteste è diventato pericoloso. Vladimir Kovacevic è un giornalista della televisione BN, emittente che ha sempre seguito con attenzione le manifestazioni di piazza Krajina. A fine agosto, 2 uomini hanno cercato di ucciderlo a colpi di spranga. Pratio dešavanja na trgu Krajine. Avevo seguito gli eventi di piazza Krajina. Quando sono tornato a casa, erano le 8:30, davanti al palazzo dove abito c'erano 2 persone. Mi aspettavano con delle spranghe di ferro, mi hanno aggredito e quando sono caduto hanno continuato a colpirmi alla testa. Le elezioni del 7 ottobre in Bosnia-Erzegovina hanno visto la conferma in Repubblica Srpska del blocco di potere guidato da oltre 20 anni da Milorad Dodik. Tra denunce di brogli, le proteste in piazza Krajina non accennano a diminuire. Il padre di David si è trasferito a vivere lì, sotto una tenda. Si sente più sicuro qui, ci ha detto, che non a casa.
Il 1 gennaio di quest'anno sono cessate le attività del Tribunale internazionale dell'Aia per i crimini di guerra commessi nella ex Jugoslavia. I giudici dell'Aia dovranno portare ancora a termine alcuni procedimenti, tra i quali i processi d'appello a Radovan Karadzic e a Ratko Mladic. Le istruttorie e i processi per i crimini di guerra però sono ora affidati alle corti delle singole nazioni. Nella creazione e nella prassi che la Corte dell'Aia ha creato c'è anche una profonda impronta della cultura giuridica italiana. A presiedere il tribunale sono stati tra gli altri Fausto Pocar e Antonio Cassese. Tra i giuristi che hanno creato il contesto intellettuale e politico in cui è nata la Corte internazionale c'è anche Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, ex ministro e fratello di Antonio. Quella Corte è stata molto importante per due motivi. Il primo è che ha dato attuazione ad alcuni principi universali che riguardano i diritti dell'uomo. Il secondo è che ha aperto la strada. Io ricordo perfettamente che mio fratello mi diceva che dovevamo scrivere le norme da applicare, determinare le procedure, quindi ha dato attuazione ad antiche aspirazioni che hanno finalmente trovato una realizzazione in quella Corte. Suo fratello è riuscito però in un'impresa storica a conciliare il diritto continentale con quello anglosassone. Non c'è un abisso tra le due tradizioni, vi sono elementi comuni e il suo lavoro è stato proprio nello sfruttare questi elementi comuni ad ambedue le tradizioni in modo da affermare dei principi veramente universali, perché altrimenti non vi sarebbe un'universalità dei diritti umani. La Corte naturalmente persegue i singoli criminali, le persone singole, mai i popoli. Questo principio può aiutare a pacificare la ex Jugoslavia, può avere un'utilità politica? Io lo ritengo non solo politicamente valido ed applicabile, ma anche essenziale. A Norimberga vennero sanzionate delle persone fisiche. La responsabilità è individuale e i diritti dell'uomo spettano a ciascun uomo. La Corte dell'Aia ha chiuso i battenti. Ora a perseguire i colpevoli di crimini di guerra nella ex Jugoslavia saranno i tribunali delle singole nazioni. Cosa pensa di questa decisione? Come un fatto positivo, perché bisogna tener conto che i diritti dell'uomo universali possono essere tutelati e da tribunali sovranazionali e da tribunali nazionali. Anche nella mia esperienza personale come giudice della Corte Costituzionale mi sono trovato davanti a casi di questo tipo in cui a livello sovranazionale e a livello nazionale le corti concorrono nella realizzazione di questi diritti. La Corte internazionale per la ex Jugoslavia è nata in un periodo in cui le nazioni cedevano sovranità. Ora il pendolo della storia sta andando in una direzione diversa, le nazioni richiedono altra sovranità. Come conciliare questi processi? Guardi, io penso che alla sintesi di questi processi sarà inesorabilmente quella di una commistione di diritto statale e di diritto universale, necessariamente, perché i problemi che abbiamo davanti, tutti i problemi che abbiamo davanti sono problemi globali e i problemi globali possono avere una sola soluzione, una soluzione globale. Però nello stesso tempo in questa soluzione globale giocano un ruolo anche gli Stati. La speranza, forse l'illusione, è che le sentenze del Tribunale dell'Aia per la ex Jugoslavia siano un argine per evitare futuri crimini di guerra. È di 18 morti e una quarantina di feriti il bilancio della strage in una scuola professionale di Kerch in Crimea, il cui autore era uno studente che si è poi tolto la vita. All'inizio gli inquirenti hanno pensato ad un attentato terroristico, poi hanno aperto un'indagine per omicidio. Prima di aprire il fuoco l'assassino ha fatto esplodere un ordigno nella mensa della scuola. Dei 40 feriti, 6 sono in gravi condizioni. Grande la commozione in tutta la Federazione russa. A Kerch vive anche una piccola comunità italiana discendenti di pugliesi immigrati in Crimea nell'800.
Romanziere e soldato, Zahar Prilepin si paragona a Lord Byron, che andò a combattere per l'indipendenza della Grecia, così come lui per quella del Donbass. Prilepin, a Roma per il Festival di Cultura Russa, ha 43 anni e ha già vissuto molte vite. Scritto 18 romanzi di grande successo che spesso indagano sul rapporto tra un paese e la sua storia. Combattuto in Cecenia nei reparti speciali e oggi in Ucraina come volontario tra i filorussi. Un idealista dunque, ma anche molto pragmatico. Come fa a conciliare il ruolo di combattente e di scrittore? Se io chiedessi a lei come fa ad occuparsi dei suoi figli e fare le interviste, lei mi direbbe: non faccio tutto insieme, c'è un tempo per l'uno e un tempo per l'altro, e la stessa cosa è per me. In genere il letterato ha diritto a stare dove vuole, a casa, nel bosco, in cantina, ma mi pare che adesso vada sempre più scomparendo la figura del letterato che sta in posti avventurosi, dove non ci si aspetta che stia. Penso che adesso uno scrittore come Hemingway o Kipling non avrebbe tanta attrattiva come avevano ai loro tempi. Militante del partito nazional bolscevico, quello di Limonov, Prilepin si è dichiarato per anni fiero oppositore di Putin in nome di un ritorno alla tradizione sovietica, ma con la guerra in Ucraina si è riavvicinato al Cremlino. Perché secondo lei c'è un dovere morale di combattere contro Kiev? Penso che se i parlamentari italiani e europei andassero sul posto, vedrebbero con trasparenza che l'85% della popolazione è favorevole alla secessione. Questa è la democrazia. Qual è la sua opinione sui combattenti volontari? Io penso che siano degli idealisti. I giovani che combattevano con me nel mio battaglione in Donbass prendevano uno stipendio di circa 16.000 rubli, quindi quanti euro? 400 euro al mese? Quindi combattevano perché erano semplicemente degli idealisti che lottavano per ciò che è giusto. Adesso ha lasciato il Donbass perché, dice, lì è tutto fermo. Vuole tornare alla letteratura che aveva lasciato dopo il grande successo del Monastero, un romanzo sulla vita nei gulag delle Salavki, che ripercorre l'asprezza della prigionia insieme ai tentativi di educazione per la costruzione del mondo nuovo. Il prossimo libro parlerà di politica e ideali, attraverso la biografia del poeta Yesenin. Cosa significa essere progressista o conservatore in Russia? Gli autori russi da sempre scrivono lo stesso testo, sembra che la letteratura giri in tondo. Devo dire che questa visione di un cerchio che gira intorno a se stesso è quello che ha prevalso in Russia, perché se vogliamo il progresso vuol dire che andiamo dalla nascita di Cristo fino all'Apocalisse, mentre la Russia continua ad andare in cerchio. Questo significa essere conservatrice. Invece i progressisti dicono: andiamo avanti. La Russia, dice Prilepin, non è un mondo tanto diverso da quello italiano, né è così tetra come tanti la vogliono far apparire. Un libro ti guarda con gli occhi con cui tu guardi il libro. Se guardi a lungo nel profondo, il profondo poi guarderà te. E quando la Russia vi appare tetra, forse dipende solo dai vostri occhi. Per i biologi dell'Istituto Plavis Viet di Lussino è stato un incontro eccezionale. Un branco di 50 delfini comuni della specie Delphinus delphis, che si credeva estinta in Adriatico, intercettato nell'area dell'arcipelago delle Incoronate, al largo di Zara. Abbiamo passato con questo branco circa 2 ore, fotografando le loro pinne per poterli identificare e paragonare con i dati che i nostri colleghi greci hanno raccolto in Egeo. Vogliamo capire se questa specie è capace di coprire distanze così grandi. I delfini comuni in Mediterraneo sono a rischio estinzione. Nell'area del Mediterraneo, colonie di questi mammiferi si trovano oramai soltanto a Gibilterra, nel mare di Malta e in Egeo. In Adriatico, sia sulla costa occidentale italiana sia su quella orientale in Croazia, Montenegro e Slovenia, ci sono però colonie di un'altra specie di delfini, il tursiope.
L'Istituto Plavis Viet di Lussino oramai da 2 decenni sta monitorando e catalogando le informazioni sulle popolazioni di tursiope nel Quarnero e nella Dalmazia centrale. Lo stesso lavoro fatto dai biologi dell'Associazione per la difesa dei mammiferi marini Morigenos di Pirano in Slovenia, la cui attività però si limita al Golfo di Trieste. Si stima che in tutto l'Adriatico siano presenti da 6 a 8 mila delfini, mentre qui nel Golfo di Trieste ci sono circa 150 esemplari della specie tursiope. Ma quali sono state le cause che hanno provocato l'estinzione del delfino comune in Adriatico? I motivi sono molteplici, sicuramente l'inquinamento, l'industria, il turismo e soprattutto la pesca industriale del pesce azzurro sono tra le cause che hanno provocato l'estinzione di questa specie. Bisogna però ricordare anche lo sterminio sistematico che i delfini hanno subito nella prima metà del secolo scorso, quando sia l'Italia sia la ex Jugoslavia pagavano i pescatori delle taglie per ogni delfino ammazzato. I delfini erano considerati dannosi per lo sviluppo della pesca industriale e lo sfruttamento indiscriminato del patrimonio ittico. Siccome i delfini si nutrono soprattutto di pesce azzurro, venivano considerati come una minaccia per i pescatori. Oggi sappiamo che non è così. All'epoca però i delfini venivano sterminati perché considerati dannosi per la pesca. L'associazione slovena Morigenos, che collabora attivamente anche con il Parco Marino di Miramare a Trieste, il parco gestito dal WWF, identifica e censisce sistematicamente i delfini e gli altri cetacei che vivono e che casualmente finiscono nel Golfo di Trieste. Il censimento consiste nel fotografare le pinne dorsali dei delfini e poi nella creazione di una banca dati condivisa anche con altri istituti di ricerca. In Ungheria è entrata in vigore la legge che impone alla polizia di sgomberare i senza tetto da luoghi pubblici come parchi e sottopassaggi. Per evitare che la Corte Costituzionale o i tribunali possano ostacolare l'esecuzione della legge, il governo Orban in giugno ha emendato la Costituzione. I poliziotti intimano ai barboni per 2 volte di allontanarsi. Il terzo avvertimento può essere seguito dall'incarcerazione. I beni dei clochard, coperti da cappello e cartoni, sono sequestrati e poi bruciati. Le autorità municipali di Budapest stimano che nella capitale ungherese ci siano almeno 30.000 senza tetto. Buongiorno, ciao, come stai? Bene? Andiamo all'ufficio. Come è andato il lavoro? La porta dello studio dove lavora Ermir Lushnari si apre ogni mattina di buon'ora. A suonare per ottenere informazioni sono in buona parte stranieri che hanno maturato i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana. È lo stesso percorso che il 35enne praticante legale di origine albanese ha seguito a partire da quando, sul finire degli anni 90, arrivò in Italia senza documenti a bordo di una nave. Da allora di strada lui ne ha fatta davvero molta, prima operaio, poi falegname, nel frattempo gli studi di sera e di notte e infine la laurea in giurisprudenza con l'idea di aiutare altri stranieri in cerca di un futuro nel nostro paese. Ho capito un po' questo meccanismo, l'ho fatto mio. Prima per me, poi per i miei familiari, parenti e man mano per i conoscenti, amici. Da oltre 20 anni Ermir vive a Verbania sulle sponde del Lago Maggiore, dove nel campo del turismo lavorano e si sono inseriti centinaia di cittadini stranieri. Tanti di questi, grazie anche al passaparola, si sono rivolti proprio a lui e da questa richiesta forte di informazioni è nata la sua ultima idea. Un'app gratuita di facile utilizzo attraverso la quale chi è nella condizione di poter chiedere la cittadinanza italiana può avviare e monitorare la propria pratica. Con un semplice clic l'utente vede lo stato della pratica, perché l'app si collega con un link del Ministero dell'Interno, senza utilizzare il PC, ma attraverso l'app l'utente vede lo stato della pratica. L'altra funzione è quella di inviare dei solleciti. Fino ad ora l'app è stata scaricata 3.000 volte, ma il bacino potenziale è molto grande. Solo lo scorso anno sono stati 146.000 i nuovi italiani, con un leggero rallentamento rispetto agli anni precedenti, donne e uomini che hanno anzitutto bisogno di informazioni. Come si chiama e perché hai scelto questo nome? Chai Malin, che vuol dire tè di montagna, perché io volevo un'app che fosse semplice da utilizzare, molto facile, che lo poteva utilizzare anche un bambino per aiutare il suo genitore,
E il tè di montagna, il tè albanese, è facile da preparare e poi è una cosa molto utile anche per la salute. Ermir non si occupa dell'altra grande emergenza legata alle richieste di asilo, ma da uomo di legge conosce le falle aperte nella nostra legislazione. Non esiste un modo regolare per entrare in Italia per motivi di lavoro. E il percorso nella legalità diverrà più complesso anche per chi vuole ottenere la cittadinanza italiana. Il recente decreto ispirato dal Ministro dell'Interno ha portato da 2 a 4 anni il tempo necessario per ottenere una risposta definitiva e ha aumentato il contributo per presentare la domanda. Variazioni che sono già state recepite dalla app di Ermir. Se avranno anche accresciuto la sicurezza del paese, sarà il tempo a dirlo.